Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Si sono concentrati in te zone di Tramonch di Sot le operazioni di recupero dopo il bruttin che era la colpita la nostra regione. Di lunde strade che dal lato di Redone e Puarte a Chiampon, dai grues crezza ieri infiniti dal miec de Chiarezzade in maniera fortunata in un momento che non passavano autoveicoli. I volontari di protezione civile insieme ai sguardi dal FUC hanno dislontanati crezzi, ispezionando la queste di là che si erano distaccati, tornando a Vierzi la strada a gnot fonde. Interventi anche in te zone di Ronchis di Monfalcon, Doglie dall'aeroporto, là che Culaiar a ieri incolati dai Arbui. Sinestri sul lavoro a Trieste in un cantiere edile, un operario di 60 anni alle colade armature che aliere da ur a lavorare con l'antiere dopo un svol di 3 metri. Il personale sanitario intervenuto con l'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale Catinara. In tal cantiere sono intervenuti anche gli sforzi dall'ordine per accertare la dinamica dal fatto. Una femmine rumene è stata arrestata da polizie per aver aiutato 4 migranti di nazionalità egiziane a rientrare in Italia. I 4 senza documenti ieri dentro dal suo furgon, fermato pochi metri dopo il confine italiano. La femmina ha evuito e non ha saputo dare spiegazioni, dunque è stata portata in prigione a Trieste. I 4 invece sono stati denunziati per entrate illegali. Presente a Trieste il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco alla displeato che il Guvier al vulla in devan sulla strada des riammissioni in Slovenia per cercare riguardo i migranti irregolari che non fanno domande di asilo. Prisco l'ha relazionato sui trasferimenti dai migranti in Friuli Vignesi e Giulie, con numeri fin come tan bass per via di saturazione di strutture per arrivati dal mare. Il prefetto Annunziato Vardè ha confermato e rinnovato le domande di redistribuzione dal Friuli Vignesi e Giulie a altre regioni. Una grande chiame di liquid per disturbare i fuochi alle partite di Palme dirette bande la Ucraina per contrastare i fuochi dovuti ai bombardamenti. La sede di Palme di Protezione Civile è stata l'unico hub in Italia per spedizioni di aiuti umanitari bande la Ucraina. Il primo convoy della nostra regione, alla displeato il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, alle partite il voto march e di allora sono stati 27 i mieci partite pesanti e gestiti di protezione civile, di là di 3 convoi ferroviari con destinazione Polonia, Romania e Slovacchia. Mediante stab sono stati consegnati farmaci, presidi sanitari, alimentari, bens di prime disbisogni, generatori e strumentazioni informatiche donati, al concludere Riccardi, di aziende attive in tal nostro paese. Al partirà dentri dall'an l'iter per inviare i lavori de piste ciclabili tra Udin e Chiargnà in comune di Pucciui. I prins riflessi sono stati finiti 5 anni sin da ora, ma in tal'ultimo periodo il costo è cresciuto a steli, tanto che il comune sarà costretto a domandare altri sfondi alla regione. O sintin il vice sindic di Udin, Loris Michelini. Ho approvato in giunta il progetto di ciclo pedonale che collega Placialcelle e Udin con Chiargnà. È un ciclabile un po' particolare perché va a viaggi 3-4 incroci e sono anche qualche problema di attraversamento di un certo tipo e le va studiato bene. Inoltre vogliamo fare degli esproprios. Ho vinto domandare in più la regione perché costerà in 2 milioni, quindi ho vinto 1.370.000, come ho vinto domandare 630.000 euro per completare. Dicono che lì ho potuto dare là a collegare le zone industriali e Chiargnà, con le biciclette, anche che vengono anche a scuole, ma anche che le indica voi di fare une passeggiate o une pedalate, le farà sicuramente entro il prossimo anno, perché noi stiamo arrivando ormai alle conclusioni
Ho anche dite di mettere in sicurezza via servizi che stanno già lavorando, il collegamento con l'uscita del tangenziale, quindi anche lì si mette d'accordo con loro per poter completare, o lì anche utilizzare una parte naturalistica che delle vecchie strade che miegge tra comune di Puzzui e miegge Nestre, ma che così lì dai anche un certo tipo di colore, ecco, in bande alle strade principali. Io credo che finalmente si può lavorare bene con queste piste ciclabili, perché collegando che lì lo anche collegato un po' come cosa aveis le Udin Campo Formido, si chiama Fuarmi, ma alle ville primavere, le principali, e dopo continui anche con le altre piste ciclabili che si mettono in pins che con il PNR, perché quindi collegare Udin con 2 o 3 realtà universitarie per gli studenti, e è un bel lavoro, ma io credo che arrivederci nei prossimi anni, 2024, arriviamo a fare 10 chilometri, che sono 5 chilometri e mezzo circa. 40 bens e immobili sequestrati ai mafis sono stati destinati a attività sociali e altri 40 aspetti in destinazione de bande des procuris. E gli è chiesta la situazione in Friuli Vignesi Giulia, presentata da Associazione Ora, ospitate dal Consiglio regionale, in tune convigne sui bens confiscati alle criminalità organizzate. Il Friuli Vignesi Giulia l'ha displeata Enrico Sbriglia, presidente di Ora Friuli Venezia Giulia, e resta un'isola felice, ma al covente tigni alte l'attenzione perché non diventi look di entrate di nuove criminalità. Virtidure parzial domampa in plans schistics dal Friuli Vignesi Giulia, le condizioni meteo con ploi e poche neve e chial non hanno permesso di cuvierzi di neve che s'altri spisti di skip. Al momento dunque virtidure dome a selle nevea e su qualche plan di tarvis, plan di chiaval riservati però ai pedons e no ai schiadors. La speranza di promoturismo che ha riservato un sconto dal 30% sull'acquisto dai ski pass giornaliers e è che al sedi un rimando di une sole settimane e che tra siedis si può invierzi ducche in plans. Un spazio a disposizione di mamis e neonats è stato screato dentro di Palaccio d'Aronco, sede dal comune di Udin. Al sarà vierta cittadini e turisti, c'è molto che nos display il sindaco Pietro Fontanini. Ho sentito al Salone del Popolo dentro il municipio di Udin e denandi me, io che sto scritto in inglese, baby pit stop, che significa in pratica che ho creato un paese dove le famiglie si possono dare di tette come designo per furlare ai propri figli. Allora, per stare alle famiglie, allora per avere una forte sensibilità nei confronti dei maris che hanno di allattare i propri figli, e quindi il comune ha messo a disposizione queste cantonotte dove le famiglie si possono venire del privacy e possono fare questo lavoro, un lavoro importante, perché ricordi che il Friuli, la città di Udin, è in calo demografico, o in post-fis, si fa in post-fis, e allora mette a disposizione delle famiglie servizi per aiutarli e io credo che sia di una roba importante. Perché stasera alle dut, Gnovis al torne domani. Buone serate e mandi.